io ho molta stima dell'amico Diego Bottacci, ma voglio semplicemente dire che in ritardo siete voi. Siete voi con la vostra, come dire, per voi non va bene mai niente. Bene, il gioco tra maggioranza e opposizione funziona anche questo. Non mi pare di aver detto questo. No, Renato, non sto imputando niente a te, non sto imputando alla tua parte politica. Primo ragionamento, metropolitana in superficie. Se noi non avessimo avuto in mezzo il Comune di Venezia, perché il Comune di Venezia alla fine è il baricentro dove arrivano tutte le linee, se noi avessimo avuto un Comune di Venezia che anziché fare le ciacole come sa fare, da sempre fa, avesse deciso insieme con noi dove mettere le stazioni del Comune di Venezia, oggi i lavori della metropolitana sarebbero terminati, tant'è che sono terminati in tutte le altre linee, salvo in tutte le altre parti, salvo nel Comune di Venezia, dove siamo andati a gara da 6 mesi a questa parte, perché il Comune lavorava nel posizionamento delle stazioni con l'elastico. Arrivava un assessore, lo spostava da una parte, arrivava un altro assessore, lo spostava da un'altra, tant'è che le conferenze di servizi con tutti gli altri comuni le abbiamo chiuse nel 2002, con il Comune di Venezia solo nel 2007. Primo punto, è chiaro che ormai si stanno terminando i lavori, saranno chiusi per la fine del 2010, ciò detto, con la finanziaria del prossimo anno cosa faremo? Cominceremo a far correre i treni cadenzati. Per prendere i treni abbiamo 2 possibilità, la prima abbiamo già fatto una gara per l'acquisto, stiamo completando la gara per l'acquisto di nuovi 25 treni, più l'opzione per altri 12 e ci saranno consegnati a partire dalla seconda metà del 2010. Quindi le cose vanno rispetto, come dire, alle problematiche che stanno alle spalle. Sulla metropolitana in superficie è vero, ci sono problemi, ma stiamo andando avanti su questo versante in maniera decisa. Sull'altro versante, quello delle opere complementari, Diego, siamo partiti con la gara rispetto ai 110 milioni che abbiamo in cassa, dati da 80 milioni dalle finanze regionali e da 30 milioni delle finanziarie precedenti, siamo partiti con il raccordo tra Dolo e il Passante, il raccordo tra Borbiago e il Passante, la circonvallazione di Quarto d'Altino, la circonvallazione di Spinea. A breve stiamo partendo con le opere complementari previste nel casello di nella località Casale sul Sile, e stiamo andando avanti con la cadenza e con come dire, la possibilità che ci è data cosa? Dalle risorse che ci sono, dal tempo, come dire, che ci si impiega a fare tutti questi percorsi, perché noi abbiamo sbagliato su una cosa, questa sì, abbiamo sbagliato nel non proseguire con la richiesta di commissario anche sulle opere complementari. Bene, grazie Assessore. Io non ho nessun problema. Io non ho ricordo e ho 50 anni, 51 quest'anno, non ho ricordi fino all'epoca del terremoto del Friuli di aver mai visto così tanti lavori, ma così tanti lavori nelle nostre 2 regioni, nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia, in termini infrastrutturali come negli ultimi 5 anni. Non ho ricordi, per non parlare adesso di quello che succederà con Tondo in Friuli Venezia Giulia. E quindi voglio dire, c'è la buona volontà di fare le grandi opere, di andare avanti. Non lo ricordi, Mario, te ricordi che avevamo più o meno la stessa età? Dall'epoca del terremoto era tutto fermo, era tutto bloccato, non andava avanti nessuna strada. Dato atto e merito al fatto che veramente i lavori sono tanti, anche perché la complessità, la crescita economica del territorio è stata, come dire, significativa ed esplosiva. Quando parlavamo della metropolitana in superficie, di un'opera assolutamente necessaria, dobbiamo pensare a che cosa è cresciuto diciamo, in tutta quest'area in questi anni, quindi è diventata una sorta di megalopoli che quindi giustamente ha bisogno di queste opere. Tra l'altro bisogna riconoscere che farle ora in un territorio così urbanizzato rappresenta comunque una sfida anche dal punto di vista, come dire, della pianificazione particolarmente ardua e complessa.
Io ripropongo il tema, cioè adesso grande rispetto e grande apprezzamento per il lavoro fatto, per quello che si sta facendo, per quello che evidentemente si continua a fare. Credo che l'inaugurazione del Passante oggi abbia rappresentato dal punto di vista ideale anche, come dire, una sorta di celebrazione corretta e giusta per l'impegno e per la grande profusione di energie. Inaugureremo presto, perché i tempi sono, ho sentito, molto prossimi anche questa ulteriore apertura ad est, che rappresentava a questo punto davvero il collo di bottiglia per collegare quelle aree, ma guardiamo anche oltre. Io ripropongo un tema che va nella direzione, tra l'altro, e lo ripeto, della progettazione. Parlavamo prima, lo sentivo credo giustamente, delle opere, diciamo, intermodali e complementari. Bene, noi diciamo, guardate, c'è bisogno di fare innanzitutto la progettazione dell'attraversamento dell'alta velocità e dell'alta capacità, perché poi vanno in estate le programmazioni complementari, quelle che non solo le istituzioni pubbliche devono fare, ma pensate anche alle decisioni imprenditoriali, ai parchi industriali, a tutte quelle decisioni che l'intero territorio è chiamato a fare. Allora noi abbiamo bisogno qui di una visione a 10-15 anni per cominciare a tracciare. Quindi gli industriali chiedono di poter cominciare con un piccolo passo, ma visionare il progetto o di fare un progetto. Sì. Anche le risorse, voglio dire, adesso. Allora, dopo la pubblicità conclude il Presidente Tondo e la Regione Veneto rappresentata da Renato Chiso.